Quando l'etica e la moralità non producono gli effetti sperati, servono allora regole certe, disposizioni inequivocabili, ed è proprio in questa ottica che sembrano muoversi i provvedimenti provenienti da Palermo che disciplinano nell'ambito della nuova legge regionale di riordino degli enti locali la durata dei permessi agli amministratori per svolgere funzioni istituzionali. Una circolare datata 20 luglio a firma dell'assessore alle autonomie locali Giovanni Pistorio e della dirigente generale Giuseppe Morale chiarisce infatti dei punti significativi del testo e pone anche dei paletti che certamente non faranno la felicità degli attuali consiglieri comunali. Viene subito evidenziato che il ridimensionamento del numero dei componenti dell'assise e il taglio dei gettoni vale a partire dall'insediamento delle prossime amministrazioni, mentre è già in vigore la parte contenuta negli articoli che riguardano la materia dei permessi. La normativa, viene spiegato nella circolare, prevede che ai consiglieri impegnati nelle commissioni verrà riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro, ma solo per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e il posto in cui svolge l'attività professionale, nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta stessa. Non un dettaglio da poco rispetto alle abitudini già consolidate. Fino ad oggi, infatti, un consigliere, anche per una riunione di commissione della durata minima di mezz'ora, godeva di un permesso lavorativo per una giornata intera. E cosa più grave, il comune aveva il dovere di rimborsare l'onere giornaliero alla ditta, all'azienda presso cui il consigliere prestava attività da dipendente. Adesso dovrà erogare solo la quota realmente impegnata nella seduta consiliare. Basta insomma ai superpermessi retribuiti che ad Agrigento, come si ricorderà, avevano contribuito a dare una connotazione più corposa allo scandalo delle cosiddette commissioni d'oro, per il quale, oltre al filone giudiziario, è ancora al lavoro il commissario nominato dalla Regione. Giuseppe Petralia ha chiesto altri 90 giorni di tempo per proseguire nell'approfondimento e nell'azione di controllo delle carte a caccia di eventuali anomalie.